Telespettatori sportivi, ben ritrovati con il consueto appuntamento domenicale di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, l'appuntamento in diretta su Sesta Rete ogni domenica a partire dalle ore 19, siamo in replica alle 23, in replica anche domani mattina intorno alle ore 8:30. Salutiamo subito la nostra penaltina Lorena Finocchiaro. Ciao Lorena, ben trovata e diamo subito il benvenuto anche ai nostri ospiti di questa nuova puntata di Penalty. Subito un saluto a Marco Coppa, neo allenatore, anche se è iniziato ufficialmente la scorsa stagione, allenatore attualmente del Mister Bianco del campionato di eccellenza. Vicino a lui un giovane allenatore che insomma sta facendo sempre del campionato di eccellenza, ovvero Salvatore Ricca, ed infine anche un giocatore del campionato interregionale che è venuto a trovarci oggi nel nostro appuntamento, Carmelo Scalia del comprensorio normanno, ovvero il Paternò per intenderci. Buonasera ai nostri ospiti e un buonasera anche naturalmente al nostro uomo dell'interregionale dell'eccellenza, nonché in questa occasione, in questa prima parte del nostro programma, anche il nostro riferimento per quanto riguarda i contatti internet, Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori. Ben trovato anche a te. Grazie. È successo di tutto oggi? È stata una bella giornata di calcio. Intanto diamo i riferimenti. Diamo i riferimenti subito, sì. Procediamo con i riferimenti. Il nostro sito è www.programmapenalty.it, la nostra pagina Facebook è Programma Penalty e poi per mettersi in contatto con noi c'è anche l'indirizzo email programmapenalty@gmail.com. Nel nostro portale internet potete accedere al muro per lasciare i vostri commenti. Una cosa che è successa in casa siciliana, cioè la sconfitta del Messina che perde il primato nel campionato di interregionale, questa la possiamo dare subito come notizia. Il Messina perde a Valle della Lucania 2-0 con il Gelbison Cilento e cambia nuovamente. Di nuovo, ogni settimana variazione in testa. Svetta adesso il Cosenza che vince 2-0 scusate, a Vibo Valencia e si prende la vetta. Campionato incertissimo. Il girone I di Serie D. Avremo modo di parlarne nei dettagli, ma adesso la parola alla nostra Lorena. È il momento di dare spazio al nostro primo sponsor. Guardiamolo insieme. Anche se siamo nell'era digitale, il biglietto da visita continua ad essere di fondamentale importanza. La professionalità del tuo biglietto da visita è Business Card, esclusiva del Gruppo Paglia. Gruppo Paglia, servizio stampa, qualsiasi quantità, qualsiasi dimensione, in 24 ore, in tutta Italia, senza spese di spedizione. Gruppo Paglia, servizio stampa, cartoleria, oggettistica, gadget, grande assortimento di penne Parker, Basile, Waterman. Gruppo Paglia a Catania, al 19 ed al 204 di via Vittorio Emanuele, Corso delle Province 129. Offertissime di fine anno. Calendario olandese a partire da 55 centesimi. Calendario illustrato a partire da 70 centesimi. Ogni 500 calendari, 1000 biglietti da visita in omaggio. Agende giornaliere personalizzate, 3 euro. Maxi offerta, 1000 biglietti da visita plastificati fronte retro a colori a 34,90 euro. E partiamo subito con il campionato di interregionale, siamo giunti alla 10ª giornata, subito Lorena pronta con i risultati e la classifica di questa settimana. A te Lorena. A Messina, città di Messina, Noto 3-2. A Paola, comprensorio Montalto, batte a Cireale 3-0. A Paternò, comprensorio Normanno, Nissa 4-1. A Vallo della Lucania, Gelbison, Messina 2-0. A Palazzolo Acreide, Palazzolo Ragusa 0-1. A Cava dei Tirreni, Cavese, Savoia 0-0. A Ribera batte Agropoli 1-0. Alla Mezzia Terme, Sambiase Licata 1-2. E a Vibo Valencia, Vibonese, Cosenza 0-2. E come abbiamo già anticipato abbondantemente insieme al nostro Carmelo Puglisi, la classifica si rinnova di settimana in settimana, adesso in testa c'è il Cosenza, ma guardiamo nei dettagli insieme a Lorena. In vetta troviamo Cosenza con 22 punti, segue Gelbison 21, Messina 20 punti, Città di Messina 19, Savoia 18 punti, comprensorio Montalto e Ragusa 17, Ribera 16 punti, comprensorio Normanno 15, Agropoli 14 punti, Cavese e Licata 12, Sambiase 11 punti, Vibonese 10,
Acireale 8, Palazzolo 5 punti, ultimi in classifica troviamo Noto e Nissa con 4 punti. Ricordiamo Nissa 1 punto di penalizzazione. E diamo anche il quadro per quanto riguarda il tabellino della prossima settimana, 11ª giornata, questi gli incontri che si disputeranno: Messina-San Biase, Aciriale Comprensorio Normanno, Agropoli Città di Messina, Licata Cavese, Nissa Palazzolo ed infine Noto Comprensorio Montalto. Allora Carmelo, abbiamo detto che ancora una volta questa settimana la classifica di testa si è rinnovata, dopo il Messina adesso è il Cosenza a comandare, ma in generale comunque da sottolineare secondo me ancora una volta la vittoria del Licata che continua a sorprendere con Pippetto Fichera, Pippetto Romano alla guida. Diciamo che oltre al Licata, trascinato da uno strepitoso Riccobono, è andato a vincere la Mezzia Terme sul difficile campo del San Biase. Oggi Ettore merita la copertina anche il Ribera di Totò Bruccoleri, che centra la terza vittoria consecutiva con un terzo match winner diverso. La partita con la Ciriale l'aveva risolta Omolade. Domenica a Noto era stato decisivo un altro calciatore, e adesso invece oggi ha segnato Di Micheli. La Quindi conferma di un Ribera, gruppo, allora, la conferma di un gruppo, di una squadra compatta in questo senso. il Ribera sta veramente facendo vedere un gran calcio, mentre invece, adesso ne parleremo con Capitan Infatti. Scalia, oggi torna alla vittoria dopo 3 turni il Paternò, 4-1 contro la Nissa al Falcone Borsellino. Sono stati bravi i ragazzi di Strano perché hanno recuperato lo svantaggio iniziale dei nisseni e poi lo hanno letteralmente travolto. Tra l'altro 3 punti importanti, perché comunque attestarsi a 15 punti in classifica in questo momento secondo me sono importanti. Ma sicuramente è una quota salvezza già abbastanza considerevole, anche se c'è ancora tanto da lottare. Sicuramente il Ribera sta già mettendo un buon margine alle proprie spalle. Sentiamo il nostro Scalia. Allora, com'è andata oggi la partita? Dopo uno svantaggio iniziale vi siete ripresi, comunque indubbiamente credo che i valori esistevano in campo, la differenza probabilmente con la Nissa esiste, è inutile nascondersi dietro un ago. Sì, ma a prescindere dal risultato, la Nissa non è che... Non è uno sbando, ci mancherebbe, voglio dire, però credo... abbiamo avuto difficoltà iniziali, siamo passati in svantaggio, come abbiamo detto, abbiamo avuto la fortuna di recuperare lo svantaggio, passare in vantaggio, poi è finito il primo tempo e poi il secondo tempo abbiamo dilagato, ma non è stato così facile. Non è stato così In facile. particolare i primi 20 Perché la minuti, Nissa... come mai avete sofferto meglio i primi 20-25 Perché sai, vieni da una grandissima partita a Messina, poi ne perdi 2 consecutive, sia a Cosenza in casa, poi andiamo a Ragusa e perdiamo, non facendo delle buone prestazioni. Giustamente vuoi non vuoi entra Un po' di tensione, un po' di paura, di difficoltà, paura anche di perdere, di vincere contemporaneamente. Giustamente giocavamo in casa che non abbiamo fatto delle prestazioni, tutti i punti, le partite importanti abbiamo fatto fuori casa. Meno male c'è stata la fortuna. E adesso, dopo questa vittoria importante con la Nissa, cosa può cambiare in casa Paternò? Cosa può cambiare? Vincere, sperando di vincere il Ciriale, che non è facile. Oggi hanno perso, la settimana prossima c'è il derby. Oggi hanno perso 3-0 in casa, perciò andare là in casa, fuori casa, perciò in casa non è facile. Sarà dura, sarà dura. È anche un derby. Carmelo, tu come lo vedi l'incontro prossimo tra Ciriale e Comprensorio Montalto? Diciamo intanto che oggi la Ciriale ha giocato veramente una brutta partita, perché a Paola, tra l'altro la formazione di Marra a mio avviso si è fatta prendere dal nervosismo, ha concluso in 9, non è riuscita a imporre il proprio gioco, arrivava da 2-3 prestazioni veramente positive, stavolta invece un brutto KO per la Ciriale. E a questo punto inizia la settimana del derby ed è una gara a mio avviso, Carmelo, estremamente cruciale. È tagliente, direi. Perché la Ciriale ha un'altra volta bisogno di punti, così come voi adesso dovete dimostrare un pochettino che tipo di campionato volete fare, perché il Paternò ha un potenziale per cui potrebbe dire la propria per i playoff, però bisogna passare dalla teoria alla pratica. C'è intanto conquistare il più presto possibile la salvezza, che era l'obiettivo della società, poi non ci possiamo nascondere il fatto che abbiamo una rosa competitiva e andando dai Ciriale
Beh, c'è sempre aria di derby, dai, è inutile. Certo. C'è sempre aria di derby e quindi probabilmente anche questa atmosfera creerà sicuramente più tensione, più nervosismo. Già cominciando da oggi Infatti. si cominciava già a Io parlare di volevo queste anche partite. cogliere l'occasione per parlare sia con Coppa che con Ricca su questo campionato dell'Interregionale. Allora, la Ciriale è un po' insomma altalenante nei risultati, mentre invece conferma l'ascesa, abbiamo detto, in Licata. Il comprensorio normanno è stabile. Chi dovrebbe vincerlo a questo punto sto campionato? Questo Cosenza che sembrerebbe forse, o il Messina? A questo punto non so rispondere, visto che la classifica appunto cambia settimana in settimana, però credo che appunto anche il Paternò possa partecipare per la lotta per la vittoria di questo campionato, insieme naturalmente al Messina, al Cosenza e al Gelbison, alle squadre che poi inizialmente erano state già indicate. Un po' deludente forse il Ragusa in questa fase del campionato? Ragusa però l'ho visto giocare e gioca veramente bene. Beh, le squadre di Anastasi giocano a pallone. Io Gioca mi ricordo l'anno bene. scorso col Palazzolo, ho avuto modo di vedere alcune partite, mi sorprendevano per la qualità tecnica che mettevano in campo, quindi evidentemente comunque forse sarà un momento... Sicuramente c'è la mano del mister, dico, perché quando una squadra gioca bene, infatti. dico non in maniera sporadica, ma in maniera costante, sicuramente c'è anche la mano Vicino a te tra l'altro c'è un giovane allenatore che fa anche il calciatore, tra l'altro in contemporanea, anche se momentaneamente non sta giocando, fa soltanto l'allenatore. Parliamo di Ricca, dell'Aci Sant'Antonio, e conferma comunque che... Sono d'accordissimo con Marco, perché l'ho visto giocare pure il Ragusa e gioca veramente bene. E oggi tra l'altro ha vinto. Oggi è Sì, vinto, a Palazzolo. infatti a Palazzolo. Secondo me è un bellissimo campionato quello interregionale, perché ci sono squadre importanti come abbiamo detto il Ragusa, come il Cosenza, le due squadre di Messina. È un bel campionato, è molto equilibrato da quello che sembra. Tutti pensavano all'inizio che la squadra l'ACR doveva stravincere il campionato, invece Sarà dura, vincere i campionati non è mai semplice. Anche se credo che comunque insieme al Gelbison e Sì, al Cosenza forse sicuramente avranno un tasso tecnico Maggiore. leggermente superiore. Ce lo può dire anche giustamente il nostro ospite Scalia. Abbiamo incontrato entrambe, Eh. sia Messina, entrambe. Si Messina, nota un tasso tecnico diverso rispetto alla media della squadra. Sì, si nota, abbastanza. Non basta solo quello. Infatti. Ci vuole anche la società che comunque alle spalle possa garantire serenità, stabilità Certo. e anche i tifosi che danno una certa mano d'aiuto, no? Carmelo, Oggi, intanto per completare il quadro sulle siciliane, torna dopo la sconfitta dei Cireale al successo il Città di Messina, che ha faticato molto per superare al Celeste il noto per 3-2 nel primo tempo. Era andata sul 3-0 il Città noto di che Messina. ha cambiato l'allenatore. Il noto però è tornato Giancarlo Betta, che era l'allenatore della promozione, che Sì. aveva portato in Serie D il noto in due partite ancora 0 punti, quindi la cura Betta per il momento non diamogli sta tempo, funzionando. voglio dire, diamogli tempo, no? Insomma, fino a questo momento diciamo ancora non stanno arrivando i risultati. Andare comunque a Messina e perdere soltanto 3-2 giocandosela vuol dire che comunque la squadra ha avuto Si già fosse uno svegliata scossone, allora, per no? quello che è stato l'andamento della partita, si fosse svegliata un po' prima il noto, forse qualche punto poteva anche portarlo. Invece volevo tornare con Melo Scalia sul discorso Paternò. Tra l'altro oggi si sono sbloccati, sono tornati al gol sia Mandarano che Savonarola, che entrambi autori di una doppietta. Ha fatto abbastanza gol. Sì, diciamo- Non so quando numericamente, non so, No, no, però sa- aspettavamo sicuramente Mandarano. Ma ha fatto le prestazioni positive, già si vedeva nell'ultimo. Però l'impressione, come dire anche a chi ha visto le partite, che un po' con Mastrolilli, anche per caratteristiche, si pestino un po' i piedi. No, oggi in virtù del fatto che abbiamo abbastanza infortunati, questo c'è da dire questo, perciò il mister deve cambiare sempre modulo settimana dopo settimana. Oggi per esempio abbiamo giocato con 4-3-3, giocando con Mastrolilli Beh, questo vuol centrali. dire anche una Mandarano. buona duttilità di squadra, Sì, Cioè, ma anche riuscire a numericamente. cambiare anche in corsa. Sì, sì, questo sì, anche che il mister proviamo durante la settimana non un modulo, bensì 2, 3. Giustamente. E quindi siete pronti Anche a- numerica per i giocatori che ha a disposizione per Certo, quella settimana. Certo. Settimana prossima vogliamo dare qualche riferimento importante sul calendario? La settimana prossima l'attenzione sarà tutta focalizzata sul derby. Non sappiamo ancora se si giocherà al Tupparello o al polivalente di Aci Catena. Questo inciderà molto, anche perché sia la Cireale che il Paternò sono due squadre che quando possono amano molto giocare. Una cosa è giocare in un Tupparello riseminato, in un manto erboso degno di questo nome, una cosa è giocare ad Aci Catena, al polivalente, dove il manto erboso è letteralmente impraticabile. Questo secondo me farà la differenza. Per il resto il Messina al San Filippo riceverà il San Biase, una gara che ovviamente la formazione di Catalano
Caivano non può sbagliare per tentare E di poi c'è un riprendersi la Nissa vetta. Palazzolo che forse potrebbe, insomma, dare anche un segnale a entrambi, no? È l'ultima spiaggia, a mio avviso, soprattutto per il Palazzolo. Va bene, perfetto. Chiudiamo quindi la parentesi del campionato di interregionale e a questo punto... Pochi minuti di pubblicità e ritorniamo tra pochissimo sempre qui con Penalty. Eccoci rientrati in studio dopo la pausa pubblicitaria. Vi ricordo che questa è la trasmissione Penalty, in onda ogni domenica a partire dalle 19 in diretta su Sesta Rete di Catania. Siamo in replica alle 23, in replica anche domani mattina alle ore 8. E voglio anche ricordare alcune televisioni che trasmettono la nostra trasmissione il lunedì, ovvero TRA di Acireale, Prima TV di Gerre, TGR di Randazzo, Teleradio Ciclope Bronte, Canale 8 di Avola, TVR Xenon di Caltagirone e Tele 8 di Trapani. Io le sapevo a memoria, dovresti impararle anche tu, eh? Le imparerò. Benissimo, perfetto. Allora, parliamo adesso del campionato di eccellenza, subito i risultati e la classifica di questa nona giornata appunto del campionato di eccellenza. Iniziamo con il girone A. Ad Alcamo, Folgore e Selinunte 0-1. A Casteltermini, Atletico Campofranco, San Giovanni Gemini 2-2. A Cammarata, Camarat, Leonfortese 2-0. A Mazzara del Vallo, Mazzara batte Valderice 2-1. A Palermo, Parmoval, Bagheria 2-0. A Raffadali, Riviera Marmi 1-3. A San Cataldo, San Cataldese, Acragas 1-2 e a Marsala, Monreale 0-1. Continua la marcia della squadra di Rigoli, ennesima vittoria, praticamente il distacco sta per diventare incolmabile, in testa con 27 punti, ma guardiamo la classifica alla nona giornata. Prima in classifica troviamo Acragas con 27 punti, segue Atletico Campofranco 19. San Giovanni Gemini 18 punti, Raffadali 17, Camarat 15 punti, Riviera Marmi 14, Alcamo e Parmoval 12 punti, Mazzara e Leonfortese 11, Bagheria e Monreale 10 punti, Folgore e Selinunte 8, San Cataldese 7 punti, Valderice 5. Ultima in classifica troviamo Marsala con 1 punto. Ricordiamo Marsala e Mazzara 1 punto di penalizzazione. Tabellino della prossima giornata, la 10ª giornata si disputerà chiaramente domenica prossima, domenica 11 novembre 2012. Si giocheranno Acragas Marsala, Bagheria Raffadali, Folgore Selinunte Parmonval, Leonfortese Atletico Campofranco, Monreale Alcamo, Riviera Marmi Mazzara, San Giovanni Gemini San Cataldese ed infine Valderice Camarat. Che dire, ancora una volta siamo qui a raccontare l'ennesima vittoria di Rigole, di questo Acragas che continua sempre di più, insomma, a dettare leggi in questo girone A. Carmelo. Eppure oggi a San Cataldo è stata una bella partita. L'Acragas oggi ha sofferto per conquistare i 3 punti. Non è andato a segno continuo, bensì arena, mentre ancora si conferma il giovane Criniti determinante nella vittoria dell'Acragas. Il distacco a questo punto aumenta a 8 punti sull'Atletico Campofranco, che non va oltre il 2-2 in casa con il San Giovanni Gemini, che si conferma terza forza del campionato. Fa notizia anche la sconfitta interna del Raffadali, che cade in casa con il Riviera dei Marmi, trascinata da uno strepitoso De Luca, autore di una tripletta. Perfetto, giro subito anche un pronostico su questo girone anche ai nostri ospiti. Marco, che dire di questo Acragas? Credo che se ancora qualcuno può avere la speranza di agganciare all'Acragas, forse il Campofranco, il solo Campofranco. Ma sono Poi tanti già i punti di distacco, sono 19 già con tanti, no, 27. dico, se qualcuno ancora potrebbe sperare. Tra l'altro ha vinto anche lo scontro diretto. Ha vinto anche lo scontro diretto, poi oggi con l'altro passo falso del Campofranco che ha pareggiato. Infatti, per cui infatti. si fa brutto. Ricca, come lo vedi questo girone A? Secondo me sta facendo lo stesso, il mister sta facendo lo stesso campionato che ha fatto l'anno scorso a Ragusa. Sì. A differenza dell'anno scorso che aveva un avversario importante che era il Città di Messina, che fino alla fine l'ha seguito e gli ha dato filo da torcere, quest'anno sembra che va spedito da solo. Sarà fino alla molto fine. difficile, sarà molto difficile. Scalia, come pronostico possiamo dire già che è tutto segnato. Ma penso di sì.
forse il mister vuole battere il record stabiliti la passata A stagione. questo punto Raposa. potrebbe essere questa la vittoria Ma forse. ufficiale di questo campionato, battendo il record con un record incredibile. Vabbè, ok. Proseguiamo, parliamo adesso del girone B, quindi parleremo anche con il nostro ospite. Corsa. La seconda di campo, un paio di settimane fa, è come è andato? Abbiamo fatto un X, ci siamo messi d'accordo Ah, prima. vabbè, vi siete messi d'accordo, avete pareggiato. Eccellenza Girone A, nona giornata, risultati e classifica insieme alla nostra Lorena. Girone B. Ad Aci Sant'Antonio, San Gregorio 1-0. A Gela, Atletico Gela, Mazzarrà 1-1. A Comiso, Taormina 0-1. A Mascalucia, Mister Bianco, Due Torri 0-0. A Barcellona Pozzo di Gotto, Nuova Egea, Modica 1-1. A Capodorlando, Orlandina batte Rosolini 3-0. Ad Avola, Real Avola, Vittoria 1-0. E a Brolo, Tiger, Atletico Villafranca 1-0. Grande bagarre in testa, ben 4 le squadre che stanno pilotando questo girone B del campionato di eccellenza. Parliamo di Vittoria, Tiger, Orlandina e Taormina. Tutte e 4 con 16 punti. Ma guardiamo il quadro completo insieme a Lorena. In vetta troviamo Vittoria, Tiger, Orlandina e Taormina con 16 punti. Segue Nuova Egea 15. Mazzarrà e Aci Sant'Antonio 14 punti. Modica, Due Torri e Mister Bianco 13. Real Avola 9 punti. Rosolini 8. San Gregorio, Atletico Villafranca e Comiso 6 punti. Ultima in classifica troviamo Atletico Gela con 5 punti. Ricordiamo Atletico Gela e Modica una partita in meno e Mister Bianco 2 punti di penalizzazione. A questo punto il tabellino per quanto riguarda la prossima giornata, anche questa si disputerà domenica prossima, si giocherà Atletico Villafranca contro Comiso, Rosolini Aci Sant'Antonio, Vittoria Tiger, Due Torri Real Avola, Mazzarrà Nuova Egea, Modica Mister Bianco, San Gregorio Atletico Gela ed infine si chiuderà con Taormina Orlandina. Allora, prima di parlare con i nostri ospiti voglio fare un quadro veloce con il nostro Carmelo, poi facciamo vedere anche qualche immagine della partita del Mister Bianco e quindi capiamo bene che cosa sta succedendo in questo girone B, dove 4 squadre sono in vetta, dove veramente la classifica è cortissima. Carmelo. Diciamo che fanno notizia 2 elementi in questa nona giornata del girone B di eccellenza. Una è la sconfitta del Vittoria, che perde ad Avola. La seconda in realtà non fa riferimento alla nona giornata, ma a quello che è successo in settimana. È vero. Con il Taormina che conquista a tavolino i 3 punti della partita a San Gregorio, che sul campo aveva perso, e il Taormina conquista la seconda vittoria a tavolino dopo quella ottenuta 6 punti, sul Due 6 Torri. punti. Sul campo il Taormina aveva conquistato 1 punto, a tavolino ne prende 6. Questo, tra virgolette, Ettore, apre anche una riflessione. Facciamo una piccola Leggerezza parentesi. da parte di alcuni dirigenti, diciamo. Ma diciamo che in eccellenza 2 casi in meno di 10 giornate di campionato non si erano mai verificati. Ma se tu andassi poi a riprendere l'argomento con Alessio, Dario e Luca più avanti, scopriresti che dalla promozione in giù ci sono tantissimi casi. Io credo che i dirigenti debbano formarsi un po' meglio, perché non è possibile schierare giocatori squalificati con la juniores. Serve molta un po' di più improvvisazione in queste categorie. Sicuramente questa è già una classifica, ad esempio nel girone B di eccellenza è già una classifica falsata. Al di là poi comunque dei meriti di un Taormina che comunque aveva conquistato 3 vittorie consecutive e che comunque è in netta ripresa, però oggettivamente la classifica è falsata. Per il resto, da sottolineare il pareggio casalingo del Mister Bianco. Ora vedremo anche le immagini, e fra le capoliste il Tiger nell'anticipo del sabato ha vinto, così come l'Orlandina conquista la vetta dopo il rotondo 3-0 oggi contro il Rosolini. Allora possiamo far partire le immagini di questo pareggio tra Mister Bianco e Due Torri e parliamo con Marco Coppa. Marco, comunque il Due Torri è una bella squadra, da più parti si dice sempre che comunque questa squadra è una squadra molto interessante. Assolutamente sì, se all'inizio mi avessero chiesto secondo te chi era la squadra che poteva ambire più delle altre, avrei detto il Due Torri senza ombra di dubbio. Oggi ho avuto conferma perché
è scesa in campo veramente una gran bella squadra. È stata una bella partita, Poi soprattutto è una squadra che è legata molto alla categoria, no? Nel senso che è proprio una squadra di eccellenza, di categoria, di grande esperienza, di categoria. Però davvero la cosa che è risaltata di più agli occhi oggi, per quelli che erano presenti, è il fatto che si sia assistito davvero a una bella partita di calcio, perché sia sotto il profilo dell'intensità, del ritmo, ma anche sotto il profilo tecnico-tattico. Vedo un campo buono, in erba. Noi in casa o è soltanto l'apparenza televisiva? Facciamo finta di giocare in casa a Mister Bianco, ma non è così, perché giochiamo a Mascalucia tutte le domeniche. È vero, infatti la mia era una doppia battuta, no? Nel senso che è strano che come Aci Sant'Antonio non potete disporre del comunale. No, non mi chiedete neanche il perché appunto perché non lo so. Va bene, ok, non vogliamo fare polemica. Carmelo. Il Due Torri è una squadra che ha grandissima qualità, penso solamente a due nomi come Isgro e Venuti, ma in realtà è una squadra che gioca molto a calcio, proprio perché ha qualità tecnica. E probabilmente noi oggi abbiamo fatto veramente una grande prestazione, proprio perché avevamo di fronte una squadra che giocava a calcio bene. Noi di contro... Dai, non mi dire che ti accontenti del pareggio. No, però. assolutamente no, l'unica cosa che non mi è andata giù oggi è stato il pareggio. Tu sei sempre stato un giocatore che voleva sempre vincere, quindi voglio dire... Continuo a farlo anche da mister, perché negli ultimi 20 minuti poi abbiamo avuto la possibilità in più di un'occasione di portare a casa i 3 punti, poi non siamo stati tanto cinici sotto porta, non abbiamo avuto la freddezza Però io credo necessaria. che a questo punto del campionato un pareggio col Due Torri in casa potrebbe anche starci. Sì, dai, assolutamente. Sì. No, prendiamo soltanto il lato positivo di questa... Quello che brucia, io con i ragazzi, d'accordo con i ragazzi, non ne parliamo mai durante la settimana. Ne parlo stasera visto che l'argomento è uscito fuori, perché è qualcosa che ci riguarda personalmente. Quello che ci brucia sono i 2 punti di penalizzazione, sì. perché se no, dico, siamo tutti... Spero che non siano determinanti a fine campionato. Speriamo di no, perché oggi siamo tutti a 3 punti di distanza, però dico con 2 punti in più saremmo ad una distanza soltanto. Vabbè, però ancora siete in un momento della stagione iniziale. Più che altro il rammarico, mister, potrebbe essere quello, voi siete arrivati 2 volte in vetta nonostante la penalizzazione e nel momento in cui siete stati primi in classifica avete perso prima d'Avola e poi mercoledì a Mister Bianco. Cosa manca per dare continuità, per stare... Cioè l'ultimo gradino. Il famoso ultimo step. Manca una crescita ancora da un punto di vista mentale, perché questa è una squadra che ha tantissimi margini di miglioramento e sono felice e contento di questo, però se manca ancora qualcosa e dov'è che dobbiamo migliorare è da un punto di vista mentale prima di ogni altra cosa. Aci Sant'Antonio, stesso girone, vittoria importante in casa con il San Gregorio, che è sempre comunque una squadra arcigna, una squadra insomma, che si gioca sino all'ultimo istante la sua partita. La squadra di Malaguarnera insomma, si identifica molto nel mister, no? Che è stato sempre un giocatore battagliero. È stata una bella vittoria, significativa, più che altro perché venivamo da una sconfitta mercoledì a Mazzarà, brutta, condita da una brutta prestazione. È stata una partita un po' strana dove siamo riusciti a sbloccare il risultato, siamo passati in vantaggio sul rigore e espulsione del portiere loro, cioè una situazione perfetta. Ci vuole qualche vittoria esterna a questo punto? Quella manca davvero. Manca più che altro la vittoria in sé per sé, perché la prestazione l'abbiamo quasi sempre fatta, eliminando Mazzarà abbiamo sempre ottenuto ottime prestazioni. È che il turno anche settimanale fuori. è sempre un po' strano. È un turno infame per tutte, un po' strano. Tutte le squadre. Siamo andati lì, è vero, con rimaneggiati, ma non è quello, perché magari nella nostra squadra ci sono ragazzi che lavorano e che giocano pure. Poi giocare fuori casa è ancora peggio, perché ancora devi fare la trasferta. Infatti, però peccato, ci può stare. È il calcio dilettantistico e quindi bisogna accettarlo. Certo. Comunque stanno facendo, a Mister Ricca vanno fatti i complimenti perché stanno facendo veramente, da neopromossa stanno facendo un bellissimo campionato, tra l'altro sia tu mister che il DS Palma avete avuto l'intelligenza di non smantellare la squadra che ha vinto l'anno scorso, perché in genere andando via Marchetti, l'allenatore dell'anno scorso andato all'Aci San Filippo, tanti pensavano che avreste un po' smobilitato, invece avete confermato quell'impianto e la scelta vi sta dando ragione. Durante un'intervista un paio di settimane fa ho detto una cosa che secondo me è l'emblema di questo gruppo, cioè tanti giocatori si possono comprare, tante cose puoi comprare, questa squadra invece ha un gruppo e un cuore che non si compra, ma non è per modo di dire, questo è un gruppo che va avanti da 3-4 anni a prescindere dall'allenatore o da chi... È giovane ma già parla da mister, no? Carmelo. No. A proposito, Salvo, una curiosità qua più personale. Sì.
Tu hai fatto una bella carriera da professionista, hai giocato Regina, Ternana, Fermana. Come mai a 28 anni hai deciso di dire basta? Non ho deciso, quella è anche vera, è giusto dirlo. Sono state delle scelte sbagliate che ho fatto, che giustamente uno poi dopo capisce, delle scelte sbagliate anche nel fidarmi di alcune persone che magari non è stata la scelta giusta, però ora sono contento. Dopo l'anno scorso dove è stato un anno difficile, chi mi è stato vicino lo sa, ora sono veramente contento e do tutto per questa avventura e spero di portarla fino Sei alla soltanto fine. all'inizio ancora di questa avventura, Infatti. forse ancora da calciatore potresti anche dire qualcosa. Me lo auguro. Questo qua è importante, Me lo non auguro, sottovalutiamo perché sicuramente. insomma l'età è quella giusta, 28 anni, la piena maturità anche atletica, fisica. Sì, però questa nuova avventura che ho intrapreso Ti dagli stuzzica? mi stuzzica, mi piace. Lo leggiamo mi dai tuoi occhi. Mi attrae tanto. A dicembre penso di portarlo con me. Mi attrae Addirittura. tanto. A proposito, Marco Coppa involontariamente mi ha un po' letto nel pensiero, perché io, Ettore, volevo giocare un po' al fantacalcio con Marco Coppa. Abbiamo soltanto 120 secondi prima della pubblicità. Saremmo vai. velocissimi. Salvo Ricca, i suoi attaccanti ce la penso che il tuo Alessio Ventura non lo cambieresti con nessuno. Marco invece per dicembre ha bisogno di un attaccante. Stiamo facendo campagna acquisti in Oggi TV. si è giocato Non il mio però. No, il tuo Alessio non si muove da Sant'Antonio. Oggi si è giocato Modica a Due Torri. Tra Marco Cirillo e Rino Frisenda per dicembre chi prenderesti? Stiamo giocando al fantacalcio, nessuno dei due è sul mercato. Nessuno dei due. Ti dico nessuno dei due perché è vero pure che noi là davanti pecchiamo di un bel po' di esperienza, ci manca l'attaccante che ha l'esperienza giusta, la freddezza giusta per presentarsi soltanto una volta davanti alla porta e metterla dentro. Però mi hai fatto due nomi che credo che nella nostra squadra avrebbero difficoltà ad inserirsi, parlo solo da un punto di vista proprio del campo. Ho in testa qualcun altro, senza nulla togliere però i ragazzi che già ho, nonostante sia un 93 o un 94. Non facciamo nomi perché sennò No, non facciamo nomi, non li farei mai, però vorrei ricordare anche quelli che già sono nella rosa, gli attaccanti, Giusto. 93 e 94 che sono di grande prospettiva. Giusto, per me ti ha risposto da allenatore. Mi ha quindi non risposto hai da nessuna- allenatore, non hai ma noi nessuna- Ettore ora monitoriamo e tra qualche settimana sapremo l'attaccante che Va stanno bene, cercando. allora io volevo congedare il nostro Carmelo Scalia del comprensorio normanno di Paternò e lo faccio con una domanda. Il Paternò dove vuole arrivare? Abbiamo detto una salvezza sicura, tranquilla. Però io credo che una piazza importante che ha già fatto per molti anni il professionismo vero, forse insomma dire ai tifosi vogliamo fare quantomeno un campionato di mantenimento, insomma non è molto simpatico, o no? Sì, non è simpatico. Anche Poi se probabilmente è veritiero. diamo è tempo a puro. questa società per crescere, giustamente in questo perché la prima avventura per questa società, giustamente la piazza come Paternò Sì, ambisce a qualcosina in più, chiaro. ma vediamo in seguito a questo campionato. Carmelo, ultima domanda anche tu al nostro ospite dell'interregionale. Questa è una settimana estremamente particolare perché sia da Cireale che a Paternò il derby è estremamente sentito. Voi molte volte anche per dichiarazioni così di facciata dite che sono partite come le altre. In realtà Carmelo sai che non è così. Ma la prepariamo giustamente in base all'avversario che andrà a incontrare la domenica. Certo è un derby, non è facile sia per noi che per loro, ma devo dire la verità, le prepariamo sicuramente come tutte le altre partite. E con questa bella risposta ottimistica del nostro Carmelo Scalia che salutiamo, un in bocca al lupo per la stagione, noi ci fermiamo, abbiamo un altro. Momento di pubblicità, ci vediamo sempre tra poco con Penalty. Eccoci rientrati in studio, a questo punto salutiamo in postazione internet il nuovo arrivato della nostra redazione, Salvatore Angemi. Ciao Buonasera Salvo, a tutti, poi ci devi buonasera. spiegare perché hai questi capelli, non riusciamo a capire, però vabbè ci adegueremo con questo stile anni Un 70. po' di spuma e di shampoo. Stai messo proprio male. Va bene, qualcuno invece questi problemi non ce ne ha. Infatti, grazie, molto gentile. Marco, ci prendono in giro, va bene. E salutiamo anche in postazione vicino ai nostri ospiti che sono rimasti con noi, il nostro Alessio Di Mauro. Ciao Alessio, ben trovato. Campionato di promozione abbastanza importante perché è successo un po' di tutto, partite che si vincono fuori casa,
partite che si pareggiano e si dovevano vincere, insomma Buonasera di a tutto. tutti intanto, sì, una giornata interessante, andiamo a leggere i risultati così facciamo un quadro completo. Benissimo, però prima devo ritornare di nuovo la linea al nostro Salvatore Angemi, perché come al solito ci deve dare tutti i riferimenti per quanto riguarda i nostri contatti internet, sia Facebook che il nostro muro e il nostro sito. Allora, senz'altro, per quanto riguarda Facebook basta cercare Programma Penalty nella nostra pagina ufficiale, il nostro profilo ufficiale. Per quanto riguarda la mail è info@programmapenalty.it e invece per quanto riguarda il sito è www.programmapenalty.it e per accedere al muro bisogna prima registrarsi, poi si accede e si può commentare liberamente. E noi ci crediamo soprattutto perché hai dei capelli bellissimi. Grazie. Un'altra cosa importante, tutte le nostre trasmissioni, se volete, potete rivederle attraverso appunto il nostro sito www.programmapenalty.it. E andiamo subito a parlare del campionato di promozione, come abbiamo detto qualche istante fa. Iniziamo con il girone A, risultati e classifica. Sì. A Corleone, Atletico Corleone, Terrasini 2-1. A Canicattì, Partini Caudace 4-1. A Carini, Scandenberg Piana 1-1. A Trapani, Dattilo, Aragona 3-0. A Mussomeli, Campobello di Mazzara rinviata. A Favara, Profavara batte Strasatti 2-0. A Salemi, Cianciana 1-0 e a Sciacca batte Serra di Falco per il risultato di 2-0. Un centro importante come Favara in testa in questo girone A del campionato di promozione, Pro Favara in testa con 20 punti, a seguire abbiamo la squadra dello Sciacca con 17, ma guardiamo insieme la classifica completa. In vetta troviamo Pro Favara con 20 punti, segue Sciacca 17, Strasatti, Serra di Falco e Canicattì 16 punti, Dattilo 15, Terrasini 14 punti, Salemi e Atletico Corleone 12. Cianciana 11 punti, Partini Caudace, Campobello di Mazzara e Scandenberg Piana 8. Aragona e Carini 7 punti, ultimo in classifica troviamo Mussomeli con 5 punti. Ricordiamo Aragona, Atletico Corleone, Mussomeli e Salemi con una partita in meno. Alessio, quadro completo in 45 secondi su questo girone A. Ok, allora il Pro Favara continua a vincere e mantiene la vetta battendo lo Strasatti per 2-0, segue lo Sciacca che si sbarazza del Serra di Falco sempre con lo stesso punteggio per 2-0, vince il Canicattì che interrompe la serie negativa contro il Partini Caudace per 4-1. Nel prossimo turno gara difficile per lo Strasatti che ospiterà lo Sciacca, mentre il Pro Favara avrà un turno abbordabilissimo contro il Partini Caudace. Perfetto, passiamo subito al girone B di questo campionato di promozione, parliamo della nona giornata, questi i risultati e poi la classifica. A Terme Vigliatore, Ciappazzi, Montemaggiore 0-0. A Collesano, Rocca di Caprileone 0-1. A Palermo, Delfini Vergine Maria, Mamertina 0-3. A Patti, Cus Palermo 0-1. A Termini Imerese, Real Calcio, Igea Virtus 1-1. A Sant'Agata di Militello, Sant'Agata Equip Palermo 2-1. A Milazzo, Sacro Cuore Milazzo batte Spadaforese 2-0. E a Torregrotta Cefalù 2-2. Continua il testa a testa tra Rocca di Caprileone e la squadra di Cefalù, in testa in questo momento c'è la squadra messinese con 20 punti, ma guardiamo la classifica al completo. In vetta troviamo Rocca di Caprileone con 20 punti, segue Cefalù 19, Igea Virtus 17 punti, Spadaforese 16, Montemaggiore e Sacro Cuore Milazzo 15 punti. Ciappazzi, Sant'Agata e Mamertina 13. Torregrotta 11 punti, Real Calcio 10. Patti e Equip Palermo 7 punti, Cus Palermo 6.
Ultimi in classifica troviamo Delfini Vergine Maria e Collesano con 2 punti. Ricordiamo inoltre Collesano, Delfini Vergine Maria, Montemaggiore e Real Calcio con una partita in meno. Il duello dunque fra Rocca di Caprileone e Cefalù continua. Sì, inserirei anche l'Igea Virtus che nonostante il pareggio di oggi rimane sempre aggrappato nelle zone alte. Tra le prime 3 vince solo il Rocca di Caprileone in trasferta contro il fanalino di coda Collesano, seppur soffrendo e vincendo per 1-0. Come abbiamo detto, il Cefalù non è andato oltre il 2-2 e ha perso la vetta nel difficile campo di Torregrotta. L'Igea Virtus ha pareggiato in trasferta contro il Real Calcio per 1-1. Nel prossimo turno attenzione rivolta all'incontro dell'Igea Virtus contro il Ciappazzi, mentre turno abbordabile per il Cefalù che ospita il Real Calcio e il Rocca di Caprileone che ospiterà il Delfini Vergine Maria. Perfetto, a questo punto ci dobbiamo fermare, cara Lorena. Sì, perché è il momento di un nuovo sponsor di penalty. Guardiamolo insieme. Spice Sport Innovation, abbigliamento sportivo Onze, Max, Ioma e delle marche più prestigiose. Specialista nella fornitura di abbigliamento tecnico sportivo. Vasto assortimento di targhe, coppe, trofei, tutto per la piscina per grandi e piccoli. Spice Sport Innovation, in collaborazione con la società dilettantistica Città di Mascalucia, organizza il centro addestramento Scuola Calcio presso il centro sportivo Sport Innovation con istruttori qualificati. Spice Sport Innovation, via Regione Siciliana 3, Mascalucia. Il nostro impegno per le vostre energie. Continuiamo a parlare del campionato di promozione, abbiamo gli altri 2 gironi, il girone C ed il girone D. Iniziamo subito con il girone C con i risultati e la classifica di questa 9ª giornata. A Nissoria, a Gira Nissoria, Riviera dello Stretto 3-1. A Belpasso batte Fiume Freddese 1-0. A Nicosia, Via Grande 1-2. A Milimarina, Pistonina, Randazzo, sospesa per rissa sull'1-1. A Santa Venerina, Real Santa Venerina, Troina, 0-1. A Calascibetta, San Sebastiano, Real Giarre, 1-1. A Catania, scommettendo Enna, 2-5. E a Santa Teresa di Riva, Sporting Insieme, Real Belpassese, 0-0. In classifica abbiamo ancora una volta il duo Belpassese e Belpasso in testa con 21 punti, questa comunque la classifica al completo. In vetta troviamo Real Belpassese e Belpasso con 21 punti, segue Real Giarre e Via Grande 17, San Sebastiano 16 punti, Randazzo, Agira Nissoria e Pistonina 13. Fiume Freddese 12 punti, Riviera dello Stretto e Sporting Insieme 9, Nicosia e Troina 7 punti, Real Santa Venerina ed Enna 6 punti, ultima in classifica troviamo Scommettendo con meno 2 punti. Ricordiamo Agira Nissoria, Fiume Freddese, Nicosia, Randazzo, Riviera dello Stretto, San Sebastiano, Sporting Insieme e Troina con una partita in meno, Pistonina 2 partite in meno, Enna 1 punto di penalizzazione e Scommettendo 2. Alessio, è un girone un po' particolare perché continua la lotta a 2 almeno per la testa tra Real Belpassese e Belpasso. La Real Belpassese ha perso la vetta vedendosi agganciata appunto dal Belpasso che oggi ha vinto contro la Fiume Freddese in casa. Real Belpassese nonostante il pareggio per 0-0 ha conquistato un punto d'oro in un campo difficile come quello di Santa Teresa di Riva contro lo Sport Insieme. Importante anche la vittoria esterna del Via Grande che vince per 2-1 a Nicosia.
In coda la Scommettendo continua a perdere punti, perdendo addirittura con l'Enna per 2-5. Per l'Enna una boccata di ossigeno perché abbandona la penultima posizione agganciando il Real Santa Venerina. Per la Scommettendo sempre -2 in classifica, è situazione sempre più drastica per la formazione catanese. Allora, prima di andare a vedere insieme l'ultimo girone del campionato di promozione ci dobbiamo fermare, abbiamo un altro spazio pubblicitario, sì. Poi rientreremo, chiuderemo il panorama del campionato di promozione con il girone D, lo lasciamo a parte perché ci sono molte squadre catanesi e poi insomma i nostri ospiti sono parte in causa, diciamolo pure, quindi ci vediamo tra pochissimo, dopo la pubblicità, tra poco. Benissimo. Riprendiamo ancora una volta il discorso riguardante il campionato di promozione e subito i risultati e la classifica di questo girone D appunto del campionato di promozione che è giunta alla sua 9ª giornata. A te la parola, Lorena. A Siracusa, Rarinantes, Santa Croce 2-0. Ad Aci Catena, Aci San Filippo, Atletico Catania 0-0. A Scordia, Sant'Angelo Licata 2-0. A Siracusa, Ellenica, Mascalucia 5-0. A Niscemi, Real Niscemi, Enzo Grasso 0-1. A Mascalucia, San Pio X, Caltagirone 4-1. A Scicli batte Città di Augusta 5-2 e a Sant'Agata Libattiati, Sporting Battiati, Real Ragusa 2-0. Lo Scordia in vetta con 20 punti dopo la sconfitta durante il turno infrasettimanale con il Città di Mascalucia, è ritornata alla vittoria anche se pur in casa per 2-0. Ma guardiamo la classifica al completo. Prima in classifica troviamo Scordia con 20 punti, segue San Pio X 19, Atletico Catania 16 punti, Città di Augusta ed Enzo Grasso 15, Sant'Angelo Licata e Sporting Battiati 14 punti, Santa Croce 13, Aci San Filippo e Scicli 12 punti, Caltagirone e Real Ragusa 11, Rarinantes 10 punti, Ellenica 7, Mascalucia 6, Real Niscemi ultima in classifica con 2 punti. Scordia in testa, nel frattempo possono già partire le immagini sull'incontro quasi di cartello di questo girone D, ovvero tra l'Aci San Filippo e l'Atletico di Catania, e ce ne parla subito il nostro inviato Alessio Di Mauro. Poi voglio sentire anche gli ospiti che seppur disputando un campionato importante qual è quello dell'eccellenza, conoscono molto bene il campionato di promozione, perché insomma da là poi si attinge un po', no? È vero. Alessio. Oggi abbiamo assistito ad uno scialbo 0-0 tra... Un po' più vicino, sì. Non sembri neanche un presentatore, dai. Siamo abituati col microfono così. È uno scialbo 0-0 tra Aci San Filippo e Atletico Catania. Un risultato che ha rispecchiato l'andamento dell'incontro, infatti le due squadre diciamo che si sono equilibrate. Possiamo far partire le immagini nel frattempo, sì, ecco, ci sono perfetto, anche... sì, eccole. Le due squadre si sono abbastanza equilibrate, soprattutto nella linea mediana, tanta improvvisazione del gioco, tanti rinvii dall'uno e dall'altro lato a cercare le punte. Nelle file dell'Atletico Catania assenti Contarino e Grasso, che sono stati degnamente sostituiti comunque da mister Aiello. Infatti è stato spostato un po' più avanti Angelo Pandolfo, che ha comunque disputato una grande gara nella linea mediana del campo, mentre nelle file degli ospiti dei locali dell'Aci San Filippo era assente il Maurizio Catania e Messina. L'unica azione degna di nota è stata ad inizio ripresa. Scialba, sì. Senza particolare... Molto scialba. L'unica occasione l'ha avuta l'Atletico Catania inizio secondo tempo con Cirino Giuffrida che a tu per tu ha sparato addosso al portiere. Salutiamo Cirino. Che dire dell'Atletico Catania? Tu insomma hai anche un trascorso a tal proposito, anche se pur breve. Una piccolissima parentesi ai tempi della C1 con mister Bianchetti. Sì, mi ricordo. Sì, no, che dire, io credo che questo girone si sia ben delineato, la lotta credo che sia fra Atletico, Scordia e San Pio. Anche se insomma lo Scordia, visto per esempio nel turno infrasettimanale, io ho avuto modo di vedere la partita, me l'aspettavo più
più forte, cioè nel Solido. senso più determinato. Forse è stata una partita legata alla giornata. Io credo che la difficoltà di un po' di tutte le società, le squadre che partecipano a questi campionati di promozione, eccellenza, stia nella costanza dei risultati. Invece poi probabilmente la maggior parte di queste hanno un andamento altalenante che poi non gli consente di ottenere qualche risultato in più. È vero, è vero, è vero. Qualche domanda per mister Ricca? Alessio? Secondo te chi è la candidata principale a vincere questo girone? Vediamo se concordi. Secondo me, no, lo Scordio l'ho visto giocare e sono d'accordo con lei, non mi ha entusiasmato parecchio, l'ho visto contro la San Filippo. Mi aspettavo molto di più, invece a me è piaciuto tanto la San Pio. L'ho vista pure quest'estate in ritiro, abbiamo fatto un amichevole e davanti c'è giocatori importanti, giocatori che hanno fatto la categoria superiori. Secondo me alla lunga è quella che... Si prospetta quindi un'altra promozione per la Secondo squadra me alla della lunga San Pio. ce la può fare, soprattutto per i giocatori davanti, che sono giocatori importanti. A proposito di San Pio, possono già partire le immagini dell'incontro vinto dalla San Pio per ben 4-1 contro l'Aquila Caltagirone, e qui Alessio ci può dare qualche riferimento su questa partita dove appunto ancora una volta la San Pio ha dato dimostrazione anche, come diceva bene Ricca, di una certa forza tecnica, tattica. Sì, la San Pio ha dato continuità alla bella prestazione nel turno infrasettimanale, infatti contro la San Filippo ha pareggiato per 3-3 ad Aci Catena, essendo sotto di 2 reti. Sabato hanno giocato contro il Caltagirone vincendo per 4-1, stando a dimostrare ovviamente la forza del reparto offensivo che è di categoria sicuramente superiore. Perfetto, benissimo. Per chiudere questo spazio dedicato al campionato di promozione voglio dare di nuovo la linea a Salvo Angemi. Vogliamo fare un po' il punto della situazione? Si è arrivata qualche email per i nostri ospiti? Sì, sono arrivati 2 email e ovviamente il contatto info@programmapenalty.it. Una che dice: come finirà il duello di Belpasso tra Belpassese tra Real chiediamo anche ai nostri ospiti. E poi la seconda sull'Atletico Catania commenta un po' il risultato dell'Atletico di oggi, dice: Atletico decimato ma la vittoria si poteva agguantare. Allora, prima domanda lo facciamo ai nostri mister ospiti: tra Belpassese e Belpasso a questo punto chi potrà spuntarla? Ho amici nel Belpasso e amici al Belpassese, per cui non mi esprimo. Dico di stare attenti perché potrebbe inserirsi il Viagrande. Attenzione, perché il Viagrande l'anno scorso ha perso i playoff. No, perché conosco bene o male l'organico del Viagrande, so quindi che un terzo è incomodo tu, sì, potrebbe anche come esserci pronostico, mentre invece per Ricca? È una bella sfida, poi nello stesso paese, è una bella sfida, entusiasmante, secondo me fino alla fine sarà un duello tra e non è escluso che vadano tutte e due, entrambe. Spero per loro che vadano tutte e due. Per l'Atletico invece già c'ho un tifoso in squadra che è il direttore, che è Palma. E qua è chiaro, quindi. Mi fa piacere per Lenna. Ti fa piacere per Lenna? Per l'amico Vittorio. Infatti. Certo, però Lenna potrebbe fare un po' di più. Ma se dipendesse soltanto dalla squadra. Per una cittadina e dal importante mister, come Enna, insomma. dipende da tanti fattori. A Enna in questo momento non sono supportati appunto da una società importante. È vero, è vero. Benissimo, allora ci fermiamo, salutiamo i nostri ospiti, Marco Coppa, nonché anche Salvatore Ricca, Aci Sant'Antonio e Mister Bianco. Un in bocca al lupo, con la promessa di ritornare prossimamente, perché poi ci hanno detto che quando si viene ospiti a penalty si vince subito la domenica successiva, si va in serie positiva. Se non è così non veniamo più. No, ma sarà così. Infatti Luca Di Gregori ha vinto 2-0, oggi Luca, è sì. stato ospite la settimana scorsa, quindi abbiamo portato bene. Tra l'altro una vittoria importante, 2-0 contro il Real Ragusa. Contro il Real Ragusa. Quindi una cosa anche importante. Ringraziamo quindi i nostri ospiti, ringraziamo anche Alessio. Grazie a voi, a domenica prossima. Domenica prossima. E a questo punto che facciamo? C'è la pubblicità e ritorniamo tra pochissimo con penalty. E dopo il campionato di promozione eccoci giunti al campionato di prima categoria e salutiamo come al solito Luca Loisi. Buonasera a tutti. Ciao Luca, zio da poco tempo, praticamente da una settimana. Possiamo sapere il nome di questa bimba o questo bimbo? Sì, Sofia, quindi una bimba. Salutiamo Sofia. Lo zio è bravissimo.
una memoria straordinaria. È uno spettacolo. Campionato di prima categoria, lo facciamo subito con il quadro completo e diamo la parola a Luca perché poi dopo sottolineeremo invece il girone E subito. Sì, partiamo dal girone A. Il girone A è stata una giornata abbastanza interlocutoria perché le prime 4 della classifica hanno vinto tutto, tutte giocavano in casa, sia Castellammare, Borgata Terrenove, Isola delle Femmine e Favignana, quindi rimane in testa il Castellammare che però rispetto alle altre 3 squadre ha giocato tutte le sue gare, cioè 7 su 7, mentre le avversarie ne hanno giocate 6 e ne devono recuperare ancora una. Passando al girone B, il Ciminna capolista pareggia 0-0 sul campo della Castelbuonese, quarto in classifica, e viene agganciato in vetta dall'Acque Dolcese che vince di misura sul campo del Mistretta. Dietro sbuca il Campo Felice che vince 4-2 in casa e sale al terzo posto in classifica. Nel girone G continua la marcia della Sant'Angiolese che vince ancora 1-0 contro l'Aquila Bafia che era sotto solo di 3 punti e così sale a 19 punti contro i 16 della Futura Brolo che ha vinto in trasferta. Vittoria in trasferta anche per le squadre che seguono come Sinagra, Bastione del Mele e l'iniziativa di San Piero Patti che si isola al terzo posto. Infine nel girone H in testa rimane lo Sporting Racalmuto che batte 4-2 l'Alba Rosso Ercana e mantiene un punto di vantaggio sull'Accademia Empedoclina vittoriosa per 2-1 in trasferta sul campo del Real Suttano. Perfetto, e a questo punto il tabellino del girone E lo facciamo con i risultati e con la classifica nel dettaglio insieme a Lorena. A Bronte, Real Aci 2-1. Ad Adrano, Cometa Biancavilla, Atletico Pedara 1-5. Ad Acicatena, Dacca Maletto 1-1. A Gravina di Catania, Gravina Belpassese 2-2. A Maniacese, Real Paternò 0-1. A San Giovanni La Punta, Valverde 0-1. E a Trecastagni, Lineri Mister Bianco 1-2. Abbiamo anche la classifica di questo girone E del campionato di prima categoria, in testa abbiamo l'Atletico Pedara se non sbaglio, 19 punti. E poi a seguire? Dopodiché abbiamo Real Aci con 18 punti. Seguono Lineri Mister Bianco 14, Bronte e Valverde 11 punti, Real Paternò 10 punti, Gravina 9, Cometa Biancavilla, Trecastagni e Maletto 8 punti, Maniacese 6, Dacca 5 punti, San Giovanni La Punta 3 punti, ultima in classifica troviamo Belpassese con 2 punti. Ricordiamo Maletto e Real Paternò con una partita in meno. Prima di andare a vedere l'altro girone di prima categoria nel dettaglio, ovvero il girone G, ritorniamo di nuovo a Luca perché ci dà il quadro invece del girone D e dell'altro girone, quello F se non sbaglio. Sì, nel girone D vincono le prime 3 della classe, lo Sporting Taormina vince soprattutto nel big match contro il Furci per 3-1 e mantiene così un punto di vantaggio sulla Ghibellina e sul Santa Teresa di Riva che si affronteranno nel prossimo turno in casa della Ghibellina, mentre ottimo punto per il Milo che pareggia 1-1 contro la Messana, quarta in classifica, e così sale a quota 10 punti a soli 2 dalla zona playoff. Perfetto, girone G a questo punto con il quadro completo insieme a Lorena di questa settima giornata del campionato di prima categoria. Ad Acate Sporting Priolo 1-2. A Canicattì Bagni, Canicattì Frigintini 3-1. A Noto Netina New Team Ragusa 3-2. A Santa Croce Camerina Nuova Camarinense batte Persicli 2-0. A Ragusa, Orsa Ragusa, Sporting Eubea 0-3. A Pachino, Belvedere 0-0. E a Melilli, Rinascita Melillese, Marina di Ragusa 1-2. In classifica abbiamo in testa il Marina di Ragusa con 16 punti, a seguire il Canicattì con 15. Con 15 punti. Segue Belvedere 14 punti. Nuova Camarinense 12, Rinascita Melillese e Sporting Priolo 11 punti, Netina 10, New Team Ragusa 9 punti, Orsa Ragusa 8, Frigintini e Pachino 7 punti, Sporting Eubea 6, Persicli 4 punti, ultima in classifica troviamo Acate con 3 punti. A questo punto Luca, Alessio perdonami, no, scusami Luca.
Sì, il Marina di Ragusa è rimasto solo in vetta, vincendo per 2-1 a Melilli contro Rinascita Melillese, approfittando del pareggio a reti bianche del Belvedere sul campo del Pachino. Ne approfitta il Canicattini che, battendo il Friggentini, sale in seconda posizione, mentre vince anche la Nuova Camarinense che sale in quarta posizione. Continua anche la risalita della Netina che ottiene la terza vittoria consecutiva e così in sole 2 settimane sale dall'ultimo posto al settimo posto in classifica. Perfetto, a questo punto, se non sbaglio, abbiamo chiuso tutti i gironi. Manca il girone F, sì? E nel girone F c'è stato il big match tra Atletico Militello e Aquila San Michelese che condividevano la vetta. Ha vinto la formazione ospite per 3-2, isolandosi in testa alla classifica e così con 3 punti di vantaggio sull'Atletico Militello, che così ora ha il fiato sul collo di Barrese e Sporting Barriera, che sono mentre tu parli, io voglio fare vedere alcune immagini della partita tra Sporting Barriera e Mirabella, vinta dalla squadra siciliana per 4-2, e si conferma probabilmente anche un outsider importante. Sì, lo Sporting Barriera sta facendo un ottimo campionato, in casa ha ottenuto 4 partite e 4 vittorie, sarebbe seconda a pari punti con l'Atletico Militello se non avesse un punto di penalizzazione, ma comunque sta disputando un ottimo torneo. Anche ieri contro il Mirabella ha disputato una buona partita. Il primo tempo è stato un po' più equilibrato, si è chiuso sul 2-2, ma nella ripresa è uscita la forza dello Sporting Barriera che ha siglato 2 reti, ha preso un palo, salvataggi sulla linea, quindi una vittoria abbastanza meritata. Abbastanza meritata. Guardiamo un attimo per cortesia in regia la classifica appunto del girone F, quello dove appunto la San Michelese, vincendo uno scontro importante, no? Sì, al Militello era uno scontro tra le 2 squadre che erano in testa alla classifica, quindi è una vittoria molto importante, ma la San Michelese d'altronde ha dei giocatori di esperienza come Ascia, i fratelli Comandatore, quindi è una vittoria che ci può stare. Ci può anche stare. Lorena, leggiamola questa classifica, perché comunque è abbastanza corta nella parte iniziale, nella parte di testa. Guardiamo la classifica. Prima in classifica troviamo San Michelese con 19 punti, segue Atletico Militello 16, Barrese Sporting Barriera 15 punti, Sporting Catenanuova e Carlentini 10, Massimiliana e Megara Augusta 9 punti, San Conitana 7, Junior Ramacca 6 punti, Castel di Iudica e Picanello 4 punti, Mirabella 3, ultima in classifica Val Guarnerese con 2 punti. Certo, questa vittoria fuori casa da parte della San Michelese un po' ha rotto gli equilibri. Sì, ha rotto gli equilibri perché ora il distacco è di 3 punti e l'Atletico Militello deve anche guardarsi le spalle con Barrese e Sporting Barriera che prestano per cercare il sorpasso. Però diamo un in bocca al lupo lo stesso al mister Aldo Musumeci, che insomma è anche un nostro collaboratore di penalty, quindi non molliamo, perché si può anche perdere una partita ma si possono anche vincere tutte le altre. Sì, certo, si può sicuramente recuperare, il tempo c'è, anche la forza della squadra. È vero. Salvatore Angemi, postazione internet, abbiamo qualche riferimento per quanto riguarda il campionato di prima categoria oppure ci possiamo fermare qui? Sì, abbiamo 2 mail, una che ci dice l'Atletico Pedara vince e convince, oggi 5 gol fuori casa, ma si potrà reggere il primato? Alessio, potrà reggere il primato? Sì, l'Atletico Pedara è stata costruita per vincere il campionato. Ora ha superato il Real Aci, che era la sorpresa del campionato, anche se comunque è un ottimo organico, basta pensare all'attaccante Salvo Valenti, uno dei migliori bomber per la prima categoria. Io penso che le 2 squadre se la giocheranno fino alla fine e sarà una lotta a 2. Seconda mail invece? Seconda mail che ci dice lo Sporting Barriera è inarrestabile, mister Cocivera una sicurezza. Vabbè, questo l'abbiamo detto che può essere l'outsider importante di questo girone F. Perfetto, ci fermiamo qui? Ci fermiamo qui, abbiamo uno spot breve di uno dei nostri sponsor, della DCR Ricambi. Noi ci rivedremo tra poco perché oggi in via del tutto eccezionale parleremo anche del campionato di terza categoria, ma c'è una motivazione importante perché oggi ufficialmente sono partiti appunto sono partiti i gironi, partite del campionato di terza categoria, ma c'è una squadra da un blasone importante qual è il Siracusa, che parte dalla terza categoria. Allora per omaggiare comunque la storicità di questa straordinaria società siciliana, oggi abbiamo invitato anche il presidente, così capiremo bene dove vuole arrivare a questo punto questo nuovo Siracusa, che tra l'altro si chiama Città di Siracusa. Quindi rimanete tra poco con noi in studio il presidente del Siracusa insieme anche a Dario Giuffrida. Nel frattempo salutiamo Alessio. Lo dico sempre. Vabbè, ma come faccio? Non lo so, ti giuro, non lo so come fai. È un anno che confondo Luca con Alessio. Perdonami, perdonami Luca. Devi scriverlo qui, così siamo più tranquilli tutti. Ci vediamo tra poco. Tra pochissimo, dopo la pubblicità DCR.
La DCR Ricambi, con esperienza ventennale nella distribuzione di ricambi e accessori auto all'ingrosso, oggi si propone anche al dettaglio, con prodotti di primo impianto, delle migliori case produttrici e propone una vasta gamma di lubrificanti a prezzi imbattibili. Venite a trovarci. Visita il sito www.dcrricambi.com. Ci trovi anche su Facebook. Eccoci rientrati in studio, parliamo del campionato di seconda categoria, lo facciamo con Dario che salutiamo, Dario Giuffrida, ciao Dario. Buonasera. E insieme a lui, come ho anticipato poc'anzi, Gaetano Favala, presidente del Città di Siracusa, di questo Siracusa che vuole ripartire. Con lei parleremo tra poco perché capiremo dove vuole appunto arrivare la squadra del Siracusa. Con Dario invece diamo subito un quadro del campionato di seconda categoria che è ormai giunto a che giornata? Ormai siamo arrivati alla quinta giornata, si è giocato anche nel turno infrasettimanale, o meglio qualcuno ha cercato di giocare, io comincerei dal girone F, il girone che va dal Catanese al Messinese e appunto in questo turno, in questo girone purtroppo mercoledì solo 4 squadre hanno potuto scendere in campo, tra queste c'è il Calatabbiano, tra queste c'è anche il Letojanni che in questo momento è in classifica, è secondo in classifica, anche grazie appunto ai match che non sono stati disputati qualche giorno fa. In ogni caso andiamo alla giornata di oggi perché la marcia del Calatabbiano capolista si è arrestata, infatti è stato stoppato sul 2-2 esterno in casa del Giardini Naxos e dietro appunto abbiamo il Letojanni stesso che però appunto beneficia di questo bonus del turno infrasettimanale. La seconda vittoria invece dell'Atletico Taormina permette alla squadra di arrivare a metà classifica e ha regolato appunto il povero Usclo Pace che ormai è sempre più ultimo in graduatoria con 0 punti alla ricerca di questo primo successo stagionale che ancora tarda arrivare, addirittura neanche i primi punti stagionali sono stati accumulati alla squadra del Messinese. Bene anche il Contesse che ha vinto 2-1 e quindi si porta all'inseguimento della coppia di testa e poi c'è il Sant'Alessio che ha recuperato un pareggio. E parliamo subito del girone F, anche se è già anticipato questa partita del Calatabbiano che non riesce a fare punti, ma diamo il quadro completo con i risultati appunto di questa giornata. A te la parola Lorena e poi guardiamo anche la classifica in maniera molto veloce. FC Contesse Sporting Club Giardini 2-1, Giardini Naxos Calatabbiano 2-2, Letojanni Sparagonà 3-1, Peloro Annunziata batte Cariddi 3-1, Sant'Alessio Zafferia 3-3 e Usclo Pace Atletico Taormina 1-2. E in testa appunto abbiamo detto il Calatabbiano che è rimasto fermo a 13 punti. Proseguiamo, adesso parliamo del girone G, sempre del campionato di seconda categoria. Guardiamo prima i risultati così poi facciamo un commento. Dario, perfetto. I risultati allora insieme a Lorena del girone G di seconda categoria. AC Bonaccorsi Canalicchio 4-2, Libertas Cerami Città di Santa Venerina 2-2, Sant'Alfio batte Russo Sebastiano 3-2, Santa Domenica Vittoria Real Adrano 2-1, Tremestieri Etneo Unione Cesarò San Teodoro 4-1 e Zafferana Aci Platani 1-3. Possiamo mandare la schermata della classifica dove in testa abbiamo l'Aci Bonaccorsi, però devo dire che anche il Tremestieri si sta comportando molto bene. Sorprendente perché il Tremestieri la scorsa stagione navigava sempre nei bassi fondi della classifica, adesso è all'inseguimento della vetta che è rappresentata in questo momento dall'Aci Bonaccorsi e il presidente Anastasi. Bene anche la Libertas Cerami che ha stoppato il Città di Santa Venerina con un 2-2 sul proprio campo. Ancora male Zafferana è una squadra imbottita di giovani, l'abbiamo detto diverse volte, ha perso contro l'Aci Platani che era una delle ultime in classifica e grazie a questo successo riesce adesso a navigare al centro della graduatoria. E chiudiamo con il girone H, sempre del campionato di seconda categoria, i risultati di questa giornata. Atletico Francofonte Floridia 0-4, D'Agata Sortino 3-2, Ferla Motta 1-2, Florenzia Atletico Librino 1-2, Mario Rapisardi Sporting San Paolo 1-3
e Mister Bianco Scordiense 2-0. Mister Bianco e Floridia in testa. Dario. Soprattutto sugli scudi il Floridia, che ha ottenuto un prezioso 0-4 esterno. Complimenti all'Atletico Francofonte non tanto per il risultato, perché è chiaramente penalizzante, però è una squadra anch'essa imbottita di giovani. L'Atletico Francofonte, che diciamo lontano parente della squadra dello scorso anno, ha rinnovato completamente l'organico, ha una squadra zeppa di classe 93, 94, 95, qualche elemento di qualche anno più grande, manca l'uomo di esperienza e questo si vede. Certo. Ho avuto modo di parlare con la dirigenza dell'Atletico Francofonte pochi istanti prima della diretta, appunto mi dicevano che la squadra, proprio in virtù della gioventù che manda in campo, a volte in trasferta non riesce a tenere bene il campo. Per il resto complimenti alle catanesi, soprattutto all'NB Mister Bianco e all'Atletico Librino, che navigano nelle prime posizioni. Il D'Agata è riuscito a uscire da una trappola che si era quasi scavato da solo, perché era in vantaggio 2-0, si è fatto recuperare e poi solo nei minuti finali è riuscito a recuperare la gara vincendo e imponendosi 3-2. Insomma, un altro ennesimo campionato acceso, interessante, quello di seconda categoria, ma credo e sono sicuro che succederà anche nel campionato di terza categoria, soprattutto nel girone del Siracusa, del Città di Siracusa. Salutiamo ancora una volta il presidente Gaetano Favara. Grazie, Presidente, allora, il Siracusa riparte da zero, riparte dalla terza categoria. È un impegno importante, perché vuol dire prendersi impegno anche con la città, non soltanto con i tifosi. Sicuramente, un progetto messo in piedi dagli Ultras inizialmente e poi condiviso da tutti i tifosi, dalla città e da tutti gli appassionati siracusani. Un progetto che oggi diciamo ha avuto l'inizio con la gara ufficiale. Certo, avete giocato tra l'altro con un'altra decaduta nobile, no? Sì, la Leonzio. Con la Leonzio, diciamo una rivale dei vecchi tempi. Certo, ci mancherebbe. Oggi si è fatta una bellissima gara e sono molto soddisfatto. Come ha risposto il pubblico a questo progetto nuovo, nuovissimo del Siracusa? Guardi, il pubblico, io penso che c'era un pubblico non per l'occasione di terza categoria, perché certo, immagino. Sicuramente quei 1.500-1.200 spettatori impensabile per la terza categoria, per la terza categoria sono impensabili, ma al di là di questo avere una curva che ti sostiene per 100 minuti al quale io devo fare gli enormi complimenti, perché ci hanno sostenuto e ci sono stati vicini fin dall'inizio, e di questo io ne sono grato, perché anche io faccio parte di questa situazione. Certo, volevo dire a Salvatore, a Salvangemi, se arriva qualche bella domanda da fare al Presidente subito la giriamo, importante. Presidente, per ora no, però ne abbiamo una sul Calatabbiano, sul pareggio del Calatabbiano. Lo facciamo tra poco, perché stiamo dando spazio a questo ritrovato Siracusa. Perché ritrovato? Perché indubbiamente dopo una quasi Serie B toccata, sfiorata, ripartire da zero, diciamolo pure, fa un po' male anche. Fa sicuramente male, perché comunque l'anno scorso il campionato è stato vinto sul campo. Siamo passati dalle stelle, scusando l'espressione, alle stalle. Praticamente. Quindi, in picchiata libera, tra l'altro. Per noi è stata una situazione molto brutta da digerire. Impensabile. Impensabile sotto qualsiasi punto di vista. Oggi ci ritroviamo in terza categoria sempre e solo perché è una cosa voluta dalla città, è una cosa voluta da tutti i tifosi. Diciamo pure che l'impegno economico in terza categoria indubbiamente è molto limitato, lo possiamo dire, Presidente, non necessitano grossi budget. Guardi, però tutto dietro deve crescere poi, no? Guardi, io quello che gli dico è sicuramente un campionato di terza categoria sono costi limitati, però noi nel nostro piccolo stiamo cercando di non far mancare niente a tutti i calciatori che hanno sposato questo progetto, un progetto che vede appunto questi atleti impegnarsi senza ricevere neanche un euro di contributo. È puro dilettantismo, diciamo, d'altra parte è terza categoria. È puro dilettantismo, però io lo reputo il vero calcio. Dario, volevi fare qualche domanda al Presidente? Eri pieno di appuntini prima della diretta, no, perché diciamolo pure, seguiremo un po' da vicino, Presidente, il Siracusa, perché ci fa piacere ricordare il blasone di questa squadra importante. Abbiamo chiacchierato parecchio con il Presidente prima della diretta, mi ha colpito soprattutto il lato umano della passione, perché il Presidente era uno dei tifosi che si è fatto carico, mi ha parlato anche di una grande emozione che ha provato nei primi 10 minuti
e da un lato si ritrovava a indossare quei colori, ma da un altro lato magari voleva logico. essere sugli spalti a sostenerli. Sicuramente, Ma dal punto di vista tecnico, che squadra avete costruito? Se c'è qualche nome importante che conosciamo, quantomeno insomma, legato alla tradizione del calcio siracusano? Guardi, io sono stato pure un giocatore ai tempi quando era allievo del Siracusa. Sicuramente ci sono ragazzi che fino all'anno scorso giocavano fra promozione e prima categoria. Beh, quindi insomma la terza dovrebbe essere una passeggiata. Fino all'anno scorso ero capitano del Belvedere Calcio, alla quale ho fatto più di 4 stagioni. Sì. E niente, come gli dicevo poco fa a Dario, è stato oggi un'emozione indescrivibile, perché per me è stato come un sogno. I primi 10 minuti piangevo, mi uscivano le lacrime dagli occhi. Certo, emoziona molto. Un'emozione indescrivibile. Abbiamo qualche domanda, mi sa che è arrivata stavolta. Sì, l'hai chiamata. Infatti. Allora, ci chiedono, mister, quali sono i programmi della società? C'è speranza di poter calcare tra anni palcoscenici diversi? Si parla di ripescaggio, almeno le voci che arrivano di corridoio. Guardi, io innanzitutto vorrei spendere parole per il nostro progetto, quello che si sta portando avanti, perché non mi permetto di dare, di entrare in progetti futuri per la società. Di sicuro ci sono molte vocerie sul siracusano per quanto riguarda la famiglia Cutrufo, che è il presidente del Palazzolo Calcio. Se ne sono dette tante. Un possibile trasferimento a Siracusa. Sì, però io in questo momento voglio solo ed esclusivamente parlare del nostro progetto, di quello che si è fatto, e mi piacerebbe condividerlo con tutti. Sono d'accordissimo. Benissimo. Ettore, scusami, c'è un'altra domanda, questa per Dario. Sì. Il Calatabbiano pareggia con un Giardini non clamoroso. A chi attribuire la colpa del mancato bottino pieno che poteva risultare prezioso a questo punto del campionato? A Calatabbiano ci seguono tantissimo, l'hai capito Dario? Sì, l'ho capito, direi che questo è il classico incidente di percorso. Il Giardini, come ha detto Salvo, citando la domanda in questione, è una squadra non particolarmente ostica, in questo momento in classifica a 2 punti, è penultima ed è avanti solo all'Usclo Pace, che abbiamo definito un po' derelitta in questo momento, quindi sicuramente è una fase, un episodio, ci può stare, i campionati non sono mai facili, le trappole sono sempre dietro l'angolo, non c'è da allarmarsi. Benissimo, allora chiudiamo ufficialmente la trasmissione penalty, perché adesso insieme a Dario faremo il solito cappelletto dedicato al calcio Catania, però l'ultima domanda la facciamo al presidente, al neopresidente, ex tifoso, no, tifoso ancora tuttora, del Siracusa. Io credo che se si buttano le basi solide, il progetto insomma potrà avere un suo compimento. Sicuramente, io volevo aggiungere solo 2 parole prima di concludere. Questo progetto fra l'altro ha visto una petizione popolare con un conto che si è aperto in un istituto di credito a Siracusa, dove è stato reso visibile l'IBAN a tutti coloro che vogliono partecipare e contribuire per questa causa. Quindi io vi ringrazio apertamente dell'invito. Vi seguiremo e pubblicizzeremo il nome di Siracusa, perché è importante. Io vi ringrazio di cuore. Grazie, perfetto. Allora salutiamo Salvo Angemi, impostazione internet. Ricordiamo velocissimamente, per chi volesse mettersi in contatto con noi anche durante la settimana. Sì, può farlo benissimo chiedendoci l'amicizia su Facebook, programma penalty, oppure se si vuole iscrivere al nostro muro, dove il sito è ovviamente www.programmapenalty.it, bisogna registrarsi, accedervi e commentare. Mentre per quanto riguarda la classica mail è info@programmapenalty.it. Grazie a Salvatore Angemi, grazie anche a Lorena, e noi adesso sigletta per parlare del calcio Catania qui all'interno di Penalty, proprio in chiusura del nostro programma.
Eccoci rientrati. Allora Dario, parliamo del Calcio Catania, oggi una vittoria, che dire? Fenomenale. 4-0 dopo i primi 30 minuti, addirittura stavamo già 3-0, il Catania vinceva 3-0, sembrava veramente una partita a senso unico. È stata una partita a senso unico, anche se i primi 5-6 minuti sono stati assolutamente appannaggio della Lazio, che aveva anche partorito una buona occasione con Rocchi. In realtà poi il gol di Gomez è andato a sparigliare un attimino i piani di Petkovic e la Lazio è apparsa una squadra veramente molle. Qua stiamo vedendo la prima occasione. E ci sorprende questa Lazio che gioca bene i primi 5 minuti e poi si è letteralmente frantumata qui, e il gol è meraviglioso. Qui il gol di Gomez è meraviglioso. Bizzarri non l'ha proprio neanche visto. L'ha inchiodato, come si dice, ora vediamo anche l'esultanza di Gomez. Il Catania ha beneficiato di una Lazio in chiaro calo di condizione, ma soprattutto poco volitiva, una squadra che dovrebbe lottare per i vertici della classifica, in realtà non può giocare in questa maniera. Non credo proprio. La partita poi ha continuato a facilitarsi per il Catania anche grazie a questo episodio che vediamo. Rigore nettissimo. Tra l'altro Diaz ha giocato a pallavolo. Tra l'altro ancora una volta un Isco straordinario su quella fascia, sbaglia pochissimo. Sempre più necessario per questo Catania. Ora stiamo vedendo invece il terzo gol, che è quello di per un attimo Gomez. Abbiamo tutti insomma pensato male. Abbiamo rivisto gli spettri di Catania Juventus, poi il giudice di linea è riuscito a giudicare bene, quindi 3-0 senza nessuna ombra di dubbio. Qua siamo già alla ripresa, dove la Lazio ha cambiato modulo, è andata su un e qui c'è il gol, il 4-0 di Barrientos per un'altra ennesima vittoria sonante del Catania. La Lazio doveva nel secondo tempo un attimino reagire, non lo ha fatto, ha lasciato varchi al Catania che con le ripartenze è fortissimo e quindi è riuscita a arrotondare ancora di più il vantaggio. Potevano esserci altri 2 gol, specie nel finale, un'occasione per Lodi, una per Castro, però il bottino già andava benissimo. Accontentiamoci così di questo 4-0 che va benissimo comunque, accontentiamoci, anche perché sabato prossimo si gioca a Cagliari, che è un campo generalmente ostile da qualche anno a questa parte. Quindi... È un campo strano più che altro perché la presenza dei tifosi è molto relativa, almeno per la si giocherà alle 18 sabato e sarà una partita importante, perché se il Catania dovesse far bottino pieno a quel punto sarebbe l'inseguimento della vetta, ovviamente anche in base ai risultati degli avversari. Ci fermiamo qui per il solito spazio dedicato al Calcio Catania, nel contesto, nella parte finale del nostro programma Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ma che comunque fa un'eccezione per il Calcio Catania. E dalla prossima settimana questi 180 minuti diventano qualche cosina in più, perché parleremo anche del Palermo, perché ci sembra giusto, dovere di cronaca, a questo punto fare la finestra dedicandola ad entrambe le squadre siciliane, sia il Catania che il Palermo, speriamo presto anche per il Siracusa e tutte le altre belle città siciliane. Ci fermiamo, l'appuntamento con Penalty naturalmente è fissato alla prossima settimana alla stessa ora. A tutti buon proseguo.